uno dei più vecchi, forse il più vecchio, più vecchio che quelli che sono rinomati, non conoscevo un tagliante, portanto è un uomo veramente, era giugu, veramente simpatico, veramente, sempre lì, sempre. Allora, questo è riconosciuto qua. Allora, è l'ultimo questo qui, e questo qui è stato fatto dalla De Secco, insomma, alla De Secco, io sono amministratore della De Secco, non può a tutte le riunioni, un'intesa, e gli conosciuto benissimo, a Piero di Vicini, è molto furiona, quando è stato alla scuola, e unisce benissimo, era maritato con una figliola d'Agostini, della famiglia Agostini, siamo amici intimi poi anni. E dunque, e lui ha fatto i disegni, perché disegnava benissimo. Dunque, anche non aveva lui in rigore su giorni, si è morto così giovane, una morte tragica, e in fin di conto c'è parecchie personalità che sono entrate da cerimonia di 50 anni di Davagna, perché è lui non conosceva Davagna, eccetera, eccetera. Ecco, allora, una scappata. Aí já com Francis Palin. E bene, quando mi parla del personaggio Pueda, per esempio, come Battista Paoli, cioè a capire che, secondo l'etica, la poesia, lo statuto della poesia, dello scrittore, cioè, è cambiata, non è più la stessa. Quando mi parla di un uomo così, se lo campessi oggi, non è mica sicuro che lo fossi apprezzato come è stato apprezzato dopo. E lui stesso forse non apprezzerebbe mica certe affari che si passano oggi. Dunque, in un testo c'era a esaminare ogni caso in due contesti. E dunque, io ho rimarcato quando studiavo, facevo l'insegnamento della letteratura corsa, che i giovani, per esempio, quando parlavo a fare i vecchi, non ci capiscono più nulla. Confondivano, giusto dei documenti che scritti che dicevano, confondivano per esempio, dicendo Santo Casanova e Renato Gotti. Santo Casanova ha creato la Prada Montana nel 1896, dunque è molto complicato qui. Renato Gotti è sempre vivo e compagnato. Per lui era la stessa cosa, scrive lui libri che sono gli stessi. Finalmente non era mica negli stessi tempi, c'era un secolo di differenza. E questo si passa spesso un po' non variante. Gente creano i nuclei folclorique, dans les folkloriques, per esempio, un momento dove c'erano anche i cantatori, Tony Josi l'ha fatto non so quante volte, scoprivano una poesia scritta nel 1950, era vecchia, non era stabilizzata, non era mica scritta, non era di orale, tiene un folklorique, e allora è chiamata da sé. Ce n'è stata così, non so quanto che state qua. Oggi non si passa più esattamente così, oggi hai gente che scrive qualcosa e lui scrive, signa, sotto, ferma, signa. E dunque l'autore è più riconosciuto che non era di tempi. Di tempi era riconosciuto, ma non era mica, per esempio, i libri, non ce n'era mica sempre. Non so quanti che scrivevano mica libri. Allora, ha letteratura corsa, e questo che ho capito, non è mica stata sempre pubblicata. Oggi anche certi che scrivono che poi leggono certe raccolte di poesia che invece non è pubblicato. Non è libro solo, solida, ma è importante per lui. Ma si parla che quando entra da scrittura, di una consacrazione, è una maniera di riconoscere quando un talento, il fatto che lo sia scritto, pare che lo sia più valevole che se non era mica. E beh, questa è un'idea falsa in noi, perché in tempi non scrivevano mica tutti. E la lingua era piuttosto una creazione orale che una scrittura scritta. Al principio è cominciato così, come un corso. Per questo che quando dicono, come un libro è scritto un corso? No, allora c'è una commedia, e sarebbe Salvatore Bianco, che l'ha scritto nel 1800, al principio del 1800, al principio del 1816 per esempio. Ha scritto un libro che si chiama la dionomachia. Ma la dionomachia è scritto in italiano. Non è mica scritto un corso. A guerra per usumere, per l'asino, come diceva. Guerra per l'asino. Dionomachia, machia in greco è guerra, e Dio no a sumere. Comunque, a guerra per usumere. Una guerra tra Luciana e Borgo
per una questione di schiccio su bere, che hanno fatto per disprezzo della messa in projezione film, c'è stata una battaglia, era quello. E via, come era consigliere a Corte, era luce, a Udista, a giudicare questioni di questi. Ci sono stati anche attaccati. E dunque modificare l'intesa a situazione. E l'ha scritta così come una poesia. Ma è scritta in italiano. Forti una ventina di versi che si chiamano mi scappò un nome, io sì, si chiamano, era un giovane, un pastore che Usevinato Scappino, Usevinato Scappino. E dunque parla a sua innamorata, ma Viale, essendo un intellettuale, non può mica parlare con pastore in lingua alta italiana, perché la lingua italiana è è una lingua alta, la chiamano lingua incrusca. Invece un pastore non poteva parlare in lingua incrusca, parlava corso. Allora questo non faceva parlare in corso, a suo modo. E dunque su Usevinato di Scappino è incluso, è messo nella Macchia. E dunque è considerato il mio primo libro corso stampato. Ebbene, senza essere vero, questo nel suo libro non c'è che filari di corso, il resto è tutto italiano. Allora, ma Salvatore Viale, capite? Era un personaggio astiacio, potentissimo, eccetera. Allora, a punto, se non fosse una vicinanza, vediamo un altro di tempi di Salvatore Viale, si chiamava Marcucci di Loda, di San Martino di Loda, Marcucci, Grilletto, detto Grilletto. E beh, su Grilletto, era come Salvatore Viale, faceva poesia in italiano come Salvatore Viale, ai tempi di Salvatore Viale erano gli stessi anni, gli stessi età. E beh, Salvatore Viale era considerato un grande, tutto straniero che veniva, origine di Aello, invece di Città, eccetera, eccetera, quindi era una personalità di Aello. Invece di Marchetti lui, come era un maestro in muro, un lattare, faceva manuale, faceva quello che dicevano i qua, era un po' uomo, e dunque faceva i lavori così. Allora un bidano, per esempio, stava a Ugato, a schiaccio un bidano a mettere i picchetti in l'orto, a zappare a pelo, a fare così, e a sera diceva, fateci una poesia. Allora facevano una, allora lui era i bidati, era Ugato, gli ha detto la poesia, io avevo poesia. E su poeta Marcucci di San Martino di Loda, Grilletto, detto Grilletto. Grilletto è un soprannome che hanno messo questo appunto perché era un nome che tutto il mondo conosceva, ma neanche conosceva. Allora facevano tutte le poesie esattamente come Salvatore Viale, tutto il mondo cercava, no, questo sì che è buono, ma era sparito completamente, anche era che Rocco Multedo, che è morto un etto, cercava ricerche così, e ha trovato un'epoca di sue poesie, ha fatto una pubblicazione, Grilletto, poeta sconosciuto di voilà, e anche era. Dunque, se non era mica stata su Multedo a ritrovare queste poesie verse, erano queste state scritte, ma più erano scritte. E beh, se ne sentirebbe molto più parlare. Allora i contemporanei, quelli tempi, considerano a poco presto di stesso talento di Salvatore Viale. Dunque vedeva che la questione della letteratura di Vecchi, eccetera, eccetera, non è un affare che va qui sobei, naturale. Ma sì, veramente tutto è fatto perché che l'uomo sia di talento, ma che non sia riconosciuto sul talento. E questa a scrittura, a poesia, a libri, i premi letterari facciano una specie di riconoscenza pubblica, ma non è mica sempre stata la stessa. Per abbiamo un discorso di Nenzo, un primo che ha scritto un corso, non è mica Salvatore Viale. È stato un prete di Piazzola Eurezza, si chiamava Guglielmo Guglielmi. E Guglielmo Guglielmi non ha mica vissuto a origine secolo, ha vissuto a origine VII secolo. La storia di Francia è sempre sbagliata Louis XIV, Louis XIV, il Roi Soleil, Versailles. E beh, Louis XIV e il famoso Guglielmo Guglielmi erano nati gli stessi anni, un anno di differenza. Dunque gli era appena chiedere che lì. E su Guglielmo Guglielmi scriveva in italiano e in corso. A sapere perché c'è qualche elemento che è stato ritrovato, quando Gherardi ha fatto una maestria di termoilazione e ha trovato appunto gli aumenti di Guglielmo. Così che hanno messo un ballo che Guglielmo Guglielmi era bello avanti
due seguenti dalla torbiale e ha scritto veramente un corso. Allora io noi, e non è mica pubblicato, è vero che era soprattutto orale. Allora già ti hanno rinviato perché conoscevano, non hanno usato così, e dicevano, ma è vero che questo questi, fece la poesia, conoscevano, eccetera, eccetera, ma tratto non si era mica. E che Salvatore Torbiale e qualche altro di Genovesi hanno rinviato questi anziani e l'hanno pubblicato dentro. All'epoca i genovesi comunque sono sortiti dentro, ma questi che erano stati scritti 2 secoli avanti. Dunque vede che no. Allora già dicono, io mai scrive. No, mica non scriviamo perché è italiano su quelle guglielme. Scriviamo un concorso. E a un momento a questo punto c'è un poema che lo scrive in risposta a una lettera di un'amica, perché erano giorni non questi si predi tanto, erano giorni che non so, erano i corrispondenti d'Italia. E dunque una d'Italia, una marchese, una contessa qualunque, gli diceva, ma la vostra lingua, forse, una lingua, vostro dialetto è come l'italiano. Allora, la risposta in una lettera, in corso, allora se è come l'italiano, capite ciò che voglio dire? E non capiva mica ovviamente perché era con le corse, soprattutto in l'epoca, manco non si capiscono tutti sempre, certe parole sempre tradotte, le cose, no? È difficile, perché ha impiegato un corso di 5 anni, che è veramente un corso in cui è difficile capire dove, poi. E beh, per mostrare che, giusto appunto, vede, è lo stesso, conoscendo l'italiano e conoscendo il corso, era capace di scrivere un corso e farlo differente dall'italiano, mostrando che non è esattamente l'italiano. E beh, e questo vogliamo dire. Allora, per me è il primo autore corso, ho visto così, e ce ne dà